fuga, Sì. ma poi il preludio diciamo, è triplo, perché rappresenta il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, che poi arrivano sul finale della fuga. Quella è la più grande fuga, preludio e fuga, naturalmente. La chiamano gli inglesi la Sant'Anna Fugue. Però il preludio è proprio la Santissima Trinità. E poi c'è il preludio fuga in Re maggiore, quello che è il pedale. Difficilissimo poi anche questo, bisogna calibrare bene punta attacco. Io l'ho fatto con un organo elettrico pneumatico sull'organo di Melbourne Hall. E ho inciso anche quello, fortunatamente l'hanno ripreso. È interessante sentire Bach con un organo pneumatico di quei tempi, no? Si usava, se avevi quello, se volevi suonare qualche Bach. Tra l'altro, mentre stai parlando, dalla regia abbiamo mandato dei piccoli immagini delle tue foto, alcune delle tue esperienze, ma migliaia e migliaia di concerti che hai fatto poi in tutto il mondo, perché forse è una domanda così un po' particolare. Qual è l'organo che ti dà veramente vibrazione, che ti ha lasciato dipende, un organo dipende. di una città o di un paese o che mi dà proprio, cioè io sono innamorato dell'organo di San Nicolò per le musiche, stiamo a Treviso. Sì, per le musiche italiane, però non avendo un organo diciamo bacchiano, c'è uno bacchiano, ma ancora non ho avuto. Scusa, l'organo di Treviso di San Nicolò è cos'è? Una china? No? Callido. Un callido. Io ho fatto diversi. Quindi il callido è il mio organo, diciamo, di Treviso. Poi c'è un bellissimo organo in Duomo di Treviso, fatto da Radeschi, che ha fatto quello di Meolo, però non ho avuto ancora l'opportunità di suonarlo in pubblico. Bene, allora ancora un piccolo gioiellino che ci regala il maestro Sergio De Pieri, ci fa emozionare. Ho visto qui tra i tuoi CD addirittura che spazi, perché sei poliedrico in tutto, parti appunto anche dalla musica antica fino ad arrivare ai nostri giorni. Ligeti è un mio autore. Ligeti. Una volta ero un ragazzino del tuo allievo. È il mio pezzo forte. Ho visto che c'era un brano che tu avevi suonato all'organo, c'erano le matite che si incastravano, si incastravano nei tasti. Era una fantasia, per elettronica, musica elettronica. Sì, c'era la synthesizer, si chiamava. Synthesizer. Ho visto una matita che avevi collocato era i colori, nell'organo. Era una fantasia di colori. Sei sempre stato aperto, voglio dire, a ogni. Sì, a me piace molto. Ma qui vedo tra l'altro Sergio De Pieri suona Morricone al pianoforte, naturalmente. Sì, perché quando sono ritornato un mio amico che suona la chitarra e che si chiamava famoso Massimo Scatulin, chitarrista, abbiamo avuto ospite anche qui. Mi mette sopra il pianoforte un giorno, viene lì, mi mette sopra il pianoforte dei spartiti di Morricone, degli arrangiamenti di Morricone, e dice: guarda un po' se ti interessa sta roba. E io ho provato. Dice: ma mi sono ricordato tutti i film che ho visto, no, di Sergio Leone. Mamma mia, l'armonica, quello che suona l'armonica, sì. Mi metto a suonare, mamma, mi sono immagato subito. Col col mi, la diesis, mi, la diesis. E col pianoforte facevo un certo, poi tiravo via il pedale, mi sembrava di suonarlo io, no? Mi sembrava quello che. Mi è venuto in mente, ma dico, guarda, mi sono informato, non c'è nessun disco per pianoforte, perché tutti gli arrangiamenti sono con l'orchestra, capisci? Non hanno i pezzi, nessuno che sappia io. Mi sono informato, ho guardato anche su YouTube, non c'è niente. Qui vedo appunto una decina di brani che tu hai registrato di Morricone. Senti, allora ci fai questo di ascoltare un brano al pianoforte, una volta c'era in America. Io con questo pianoforte posso farti solo sto pezzetto. Con questo pezzettino. E qui devi avere un'idea, no? E quindi Sergio De Pieri c'era una volta all'America. Al pianoforte. È un film di Morricone, di Morricone si chiama, uno dei film sui in America. Buon ascolto.
E abbiamo ascoltato di Morricone Una volta c'era l'America, interpretato dal maestro Sergio De Pieri, al pianoforte, non all'organo naturalmente, che è stato il suo primo amore, Chopin e il pianoforte, no? Possiamo dire così, vero? Sì. È vero, è vero. Ma ecco, ma nella tua lunga carriera hai avuto anche un'onorificenza veramente di grande pregio, che ci ha fatto, insomma, Sì, fare, è vero. È vero, nel 2005. Nel 2005. Sì. È proprio la regina. Ci puoi raccontare questa? Sì, è un racconto anche sì, interessante, no. mi sembra. Si chiama, allora, in quel tempo era questa onorificenza, no? Non aveva un nome, era Sir in England, nell'Inghilterra. Eri in Inghilterra in quel periodo, no? In Inghilterra, perché questa onorificenza dall'Australia, ma l'Australia, la nostra, è la regina d'Inghilterra. Capisci? Noi eravamo, la regina d'Inghilterra dava questa onorificenza, e in Australia un suddito dell'Inghilterra, era Sir. Ma gli australiani adesso l'hanno cambiato, che si chiama OAM, che vuol dire Ordine Australia Medaglia, che è una roba che nessuno capisce niente, no? Questi testoni. Non era molto meglio lasciare Sir? Allora qualcuno, per vendicarsi, qualche mio amico, nel YouTube ha messo Sir Sergio De Pieri, perché OAM corrispondeva a questo titolo. E quando io ho visto, forse qualcuno si ricorda di quei tempi, perché è stato io credo che non credo che ci sia un altro italiano in Australia, forse sono l'unico che ha avuto questo. L'unico che ha avuto questa. Che io sappia, può darsi che dopo che ne salta data fuori. Data mano dalla regina. Sì. Ecco, naturalmente è stata una non festa. È cosa da poco, No, una festa, perché ti chiamano quando ti danno questa onorificenza. Ho dovuto andare a Sydney, no? Su un parco stupendo, del governatore, nella casa del governatore. Era una donna in quel periodo, e lì ti fanno una festa, c'è un concerto prima, poi ti chiamano uno per uno, ti raccontano le storie che hai fatto. Me l'ha dato perché ho promosso tanti autori che erano sconosciuti, musicisti italiani, per esempio Frescobaldi, i Gabrieli, Merolo, eccetera. Conoscevano Vivaldi, ma tutti gli altri grandi musicisti del 600, del 500, Monteverdi per esempio. E io li ho fatti conoscere organizzando questi festival. E poi ero insegnante all'università per 10 anni a Melbourne, e ora ho potuto, attraverso la mia scuola, anche impostare gli esami di questi organisti, nei diplomi, preparandoli anche con la musica veneziana e italiana, soprattutto Frescobaldi, che era il mago dell'organo, Frescobaldi, nel 600, organista a San Pietro in Roma. Aveva in un concerto Frescobaldi 30.000 persone in quel tempo. Adesso ci sono 30.000 persone che ascoltano le grandi Beatles. E questa è una cosa che a volte non sappiamo il motivo, oppure, vabbè, tra virgolette, forse si può anche capire, però la musica è partita qua, è iniziata quasi dal Veneto, da Venezia. Venezia ha dato i natali a molte forme musicali anche. Sì, vuoi vedere la prima toccata per organo l'ho incisa io? E 2 paginette stupende di Andrea Gabrielli. Prima incisione mondiale di Andrea Gabrielli. Per tastiera. Meravigliosa. Non esisteva. Nessuna toccata prima, è la prima toccata, è arrivato il messo il nome. Perché Bach ha imparato sicuramente anche. Bach conosceva tutti, conosceva Frescobaldi. Ma Bach anche Vivaldi. Bach e Vivaldi hanno preso poco lo stesso periodo più o meno, ma Bach ha copiato 5 concerti di Vivaldi trascritti
per organo si li ha trascritti lui, Bach ha trascritto. I famosi concerti, appunto, di Bach e Vivaldi. Bach e Vivaldi, sono bellissimi. vedi, che bellissimi, lui se li ha trascritti per capire anche lo stile del concerto e come scrivevano gli italiani. Dopo lui è andato avanti per conto suo con quelle toccatone e fughe e tutto il resto, che per me Bach è il più grande genio che sia mai esistito per me. Bene. Per me, va bene. Caro Sergio De Pieri, il maestro di Farman Internazionale, per noi è stato un onore averti qui, siamo giunti un po' al termine di questa trasmissione. Poi hai parlato di musica con una simpatia, ma poi soprattutto con un'anima, una profondità meravigliosa. E questo è il messaggio, il tuo messaggio. Ecco, grazie Giorgio, grazie. Grazie a te, maestro, di essere venuto qui a trovarci. Naturalmente so che avrai un appuntamento importante in Australia, che tornerai in Australia per i 25 anni, mi sembra, del tuo festival. Sì, e quindi faremo l'apertura con San Matteo's Passion di Bach. Capolavoro, la passione. Secondo San Matteo. Aprirai con questa... Sì, l'apertura del festival. Ah, bene. Del mio festival. Del tuo festival, verrai a parlare qui poi dopo. E pensa che faremo la chiusura nella cattedrale di Ballarat. Pianoforte e orchestra, la chiusura col secondo concerto di Beethoven per piano e orchestra. Pianista? Chi si chiama? Anthony Hallyday, che è un australiano. Sì. Orchestra? L'orchestra è l'orchestra di Melbourne. E l'apertura del concerto col nostro amico Paolo Tagliamento. Paolo Tagliamento. Col concerto che ha fatto a Vittorio Veneto. No. Concerto di Bruch, il numero 1, per violino e orchestra. Per violino. Che sono tutti i solisti di Radio Veneto 1. L'apertura del festival con lui. Fantastico. E la chiusura con Beethoven. Caro maestro Sergio, ci hai dato veramente delle grandi emozioni. Grazie. Ti ringraziamo ancora tantissimo. Naturalmente saluto tutti gli ascoltatori dagli studi di Radio Veneto 1, ancora un caro saluto e naturalmente spero di averti ancora grazie ancora qui. Giorgio, grazie. Il grande maestro Sergio De Pieri, un pezzo di storia dell'organo e ci ha portato in tutto il mondo grandi soddisfazioni. Grazie. Grazie ancora a te. Bentrovati cari amici amanti della cultura. Mancano pochi giorni allo spegnimento di molti editori locali, intorno ai 500. Editori che danno lavoro a circa 5.000 dipendenti, i quali a quanto sembra devono rimanere a casa perché non hanno il diritto, hanno il solo torto di lavorare per informare il territorio. È incredibile che in uno Stato fondato sul lavoro, con il popolo sovrano, come detta l'articolo 1 della Costituzione, venga negato il lavoro a chi svolge la propria attività per informare il popolo sovrano, che a quanto pare non ha il diritto di scegliere da quale organo di informazione del territorio deve essere informato. In virtù di quale principio costituzionale del pluralismo dell'informazione? A quanto pare anche l'articolo 21 della Costituzione o è stato abrogato o viene violato. Sarà certo d'aiuto l'ingresso in REA, nella nostra associazione in qualità di consulente economico e giuridico, del professor Antonino Galloni, che si è unito a noi nella difesa delle emittenti locali e della libertà di informazione per il bene della democrazia del nostro Paese, fondata su una Repubblica costituzionale. Se qualcuno avesse piacere di contribuire a difendere il nostro lavoro svolto in questi decenni per creare l'informazione, la cultura dell'informazione al territorio,
la Costituzione e la democrazia, può ancora firmare la petizione lanciata dall'AREA, l'Associazione delle emittenti televisive e radiofoniche locali dei paesi dell'Unione Europea, per salvare le nostre radio e televisioni locali. www.reasat.eu. Arrivate subito. E passiamo ora alla nostra terza pagina. Siamo all'Auditorium Mario del Monaco della città di Villorba, municipalità sensibile come poco alla cultura, che comunque ci ha permesso, anche in assenza di pubblico, di realizzare, come da 7 anni a questa parte, i concerti d'inverno. E ospiti per questa nostra produzione uno splendido quintetto d'archi con pianoforte, il Giorgione, composto da Silvia Tessari, appunto al pianoforte, Miriam Daldon primo violino, Mattia Tonon secondo violino, Luca Volpato alla viola e Andrea Bellato al violoncello. Saranno interpreti di un programma superlativo. Inizieranno con Luigi Boccherini, se non il primo ad essere considerato virtuoso del violoncello, di certo tra i primi che la storia della musica ricordi, anche per la sua geniale opera innovatrice della tecnica di questo prestigioso strumento. È lo storico componente della prima formazione in quartetto mai conosciuta: Nardini e Manfredi, violinisti, Cambini, violista, e Boccherini, il quale è anche ben noto per essere il creatore del primo quintetto in versione moderna. Un mito considerato l'ultimo erede del Settecento strumentale italiano e il vero precursore di quello che è poi divenuto il romanticismo. Se ci è permesso un sorriso, di lui permane un dilemma. È stato il grande lucchese di Spagna o il grande spagnolo di Lucca? Giusto appunto per sorridere e dare il senso dell'immensità di questo nostro grande musicista. Ebbene, di Boccherini ascolteremo il quintetto numero 12 in Do maggiore per pianoforte e archi, opera 57 numero 6 G418, nei tempi allegretto, un poco presto, marcia, lento, utilizza la marcia notturna delle strade di Madrid, dal quinto movimento del quintetto opera 30 numero 6 G324, e polonaise, allegretto. A seguire la poesia in musica di Robert Schumann, forse il primo compositore a favorire una concezione rivoluzionaria, quella di portare la musica per pianoforte e archi in una simbiosi mai prima riscontrata, se non per i soli archi. Nel quintetto opera 44 si inizia a percepire un'idea della scrittura, se si può dire sinfonica, con intonazione più alta, oseremmo dire volta a quel idealismo romantico sviluppato bene poi da Brahms. Ascoltiamo quindi di Robert Schumann il quintetto in Mi bemolle maggiore per pianoforte e archi, opera 44, nei tempi allegro brillante, in modo d'una marcia, un poco largamente Mi bemolle maggiore, agitato in Fa maggiore, scherzo molto vivace, trio primo et secondo in Mi bemolle maggiore, allegro ma non troppo in Do minore, Mi bemolle maggiore. Prima del concerto Andrea Bellato, il violoncellista del quintetto Giorgione, mi aveva confidato che gli sarebbe piaciuto dedicare questo concerto ad una persona di famiglia a lui particolarmente cara. Ascoltando il quintetto durante la registrazione mi ha colpito la bellezza del primo tempo, l'allegro brillante, un delicato susseguirsi di alternanze e al tempo stesso una dinamica che mi ha fatto pensare agli umori cangianti dello scorrere della vita. A mio modesto modo di vedere, ideale per un tenero, discreto pensiero fatto in musica ad una persona cara e sempre e comunque presente. Credo che a noi tutti faccia piacere fermarsi un attimo e volgere un importante pensiero a chi abbiamo amato e continuiamo ad amare.
la cultura deve servire anche a questo. Ebbene, dal quintetto in mi bemolle maggiore per pianoforte, archi, opera 44 di Robert Schumann, l'allegro brillante come bis, dedicato a chi noi sappiamo. Buon ascolto e a dopo.
Beh, credo sia stata una bella serata, meravigliosa, non bella, musica stupenda. Robert Schumann, Luigi Boccherini ci hanno accompagnato in un sogno fatto in musica. Bene, grazie. L'appuntamento è per la settimana prossima, il 5. Sabato 5 saremo in presenza, ritorniamo in presenza grazie alla concessione e al piacere che ha avuto l'amministrazione comunale di Villorba, il sindaco Francesco Soligo e l'assessore alla cultura Eleonora Rosso in prima persona, che hanno voluto incontrare anche il loro pubblico, i loro compaesani. Da 7 anni stanno facendo davvero un gran bel lavoro per la cultura. Un esempio un po' per tutti. Permettetemi di ringraziarli e di ringraziare voi. E mi raccomando, pare che ci siamo, speriamo. Teniamo duro, ricordiamoci, non dimentichiamoci mai di andare a fare la spesa nei nostri negozi di prossimità, che sono tra l'altro quelli che a volte ci portano a casa la spesa. Una comodità unica. Prodotti della nostra terra, nei negozi acquistate lavoro dei nostri dipendenti, aiutiamo la nostra economia, aiutiamo chi crede nel lavoro e crede nel risparmio. Bene, ho detto tutto, grazie e alla prossima.
Benvenuti ad una nuova puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Ben ritrovata all'architetto Maria Cristina Scaletta, direttrice del Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Architetto, in questa puntata vedremo un po' il clou, possiamo dire, uno degli argomenti principali legati alla Grande Guerra, cioè come si combatteva, qual era anche un po' la vita dei soldati. Certamente, la nostra appassionata dottoressa Marta Covre ci parlerà in questo caso di un argomento molto consueto, ma anche qui si troveranno delle curiosità, perché i modi di combattere durante la Grande Guerra vanno dalle modalità più antiche, come l'uso di pugnali e baionette, fino alle armi più moderne e contemporanee, che poi avranno degli sviluppi ovviamente e purtroppo anche nel futuro durante la Seconda Guerra Mondiale. E quindi buon ascolto a questa particolare puntata. Stiamo parlando nelle puntate di questo nostro ciclo dedicato al Polo Museale di Vittorio Veneto e alla Grande Guerra di vari aspetti di questo conflitto, e non potevamo perciò trascurare uno degli elementi centrali, anche se purtroppo tragici, vale a dire i combattimenti, che sono il fatto che caratterizzava la vita, l'esistenza dei soldati e delle truppe al fronte, e poi di conseguenza poi su tutta l'organizzazione delle retrovie. Ecco, combattimenti atroci in questa grande guerra. Marta Covre, allora appunto questa prima guerra mondiale è una guerra peraltro particolare, che fin quasi da subito assume delle caratteristiche diverse da tutti i conflitti che fino allora erano avvenuti. Sì, esatto. Con la Prima Guerra Mondiale cambia proprio il modo di affrontare la battaglia e di condurre la guerra. Infatti non ci si scontra più in campo aperto direttamente, non c'è più lo scontro tra i due schieramenti opposti. Ci si ritrova a combattere nelle trincee, in questi fossati scavati nel terreno, contrapposti con in mezzo la terra di nessuno, che poteva essere estesa per pochi metri come per chilometri. Quindi con l'avanzare dei mesi di guerra si cercano nuove armi per poter sbloccare questa situazione di stallo, ovviamente. Quella che veniva definita appunto una guerra di posizione, esatto. Che tra l'altro gli stessi comandi non prevedevano, poi a un certo punto, sappiamo un po' tutti, insomma ne vediamo le tracce anche sulle nostre montagne, lungo il Piave, sono state recuperate anche proprio in occasione del centenario queste trincee, e quindi a un certo punto lo scontro, per così dire, si blocca, si fossilizza, come diceva Marta Covre, tra due eserciti contrapposti che si fronteggiano, e l'obiettivo dei comandi è quello in qualche modo di appunto sbloccare questo stallo che alle volte dura per mesi, per anni persino. Sì, esatto, questo stallo sembra infinito, e quindi nel tentativo di sbloccarlo si introducono nuove armi, come ad esempio i gas tossici. Ce ne sono di diversi tipi, ce ne sono di starnutenti o lacrimogeni, che sono un po' quelli più innocui, possiamo dire, con gli effetti più limitati, e poi man mano se ne sviluppano di sempre peggiori, con effetti sempre maggiori, fino ad arrivare a quelli proprio letali. Il primo utilizzo dei gas tossici, contrariamente a quanto si crede, fu da parte dell'esercito francese nell'autunno del 1914, ma fu quasi un caso, una cosa imprevista, non era stata calcolata e non fu sviluppata ulteriormente, cosa che invece fece l'esercito tedesco, che, visti gli effetti del gas lacrimogeno che era stato usato in quell'occasione, pensarono di sviluppare ulteriormente questa tecnologia. E il punto massimo di sviluppo ci fu il 22 maggio del 1915, quando ci fu la seconda battaglia di Ypres in Belgio, in cui i tedeschi usarono per la prima volta l'iprite, questo gas letale composto di cloro e zolfo, che appunto aprì un varco nelle linee francesi, uccidendo sul colpo circa 5.000 soldati.
Ma i tedeschi stessi non erano preparati a un successo del genere, quindi non riuscirono a sfruttare questa temporanea superiorità e diedero in qualche modo il tempo agli eserciti alleati di riorganizzarsi, insomma. Di tappare questa falla, possiamo dirlo, perché poi appunto diciamo gas per sterminare le truppe avversarie e quindi rompere la resistenza di queste linee, ma poi c'erano forse quelli che conosciamo tutti anche nell'epica proprio della Grande Guerra, gli assalti, no? Le truppe a un certo punto uscivano dalla trincea e andavano alla conquista del fronte avversario. Ho sentito tante volte l'assalto alla baionetta, ma poi c'erano tante armi, alcune quasi, oggi ci viene da pensare quasi medievali, insomma. Sì, esatto, strettamente legati appunto ai gas tossici ci sono le mazze ferrate, di origine appunto molto antica, anche precedenti al Medioevo persino, che inizialmente venivano usate addirittura dagli stessi compagni dei soldati colpiti dai gas, per dare loro il colpo di grazia, per alleviare le loro sofferenze e in modo un po' utilitaristico per non sprecare munizioni. Si utilizzava questo sistema che sembra barbaro, che è barbaro, per appunto raggiungere l'obiettivo senza sprecare preziose munizioni. Ma ovviamente queste armi erano usate anche durante gli attacchi, infatti dopo il lancio dei gas, una volta disperso l'effetto diciamo più immediato, e i soldati nemici dotati di maschera antigas per proteggersi dai residui andavano all'attacco, come è successo effettivamente a Caporetto. Una cosa che riguarda l'Italia, un attacco ai gas che riguarda proprio l'Italia. Infatti nell'ottobre del 1917 nella conca di Plezzo vennero lanciati circa 2000 proiettili al fosgene, che era un altro tipo di gas composto da ossido di carbonio, anch'esso letale, e che riportò un grande successo per i tedeschi, che appunto riuscirono a sfondare la linea italiana e, come sappiamo, poi a invadere il territorio italiano fino al Piave. Sì, deve essere anche delle scene davvero raccapriccianti, insomma, di queste trincee con questi gas che aleggiavano, questi cadaveri, appunto questi assalti per riuscire a sfondare le linee. E la guerra, come sempre, però è anche fonte di innovazione tecnologica, e proprio nella prima guerra mondiale viene, per così dire, usata su larga scala, utilizzata su larga scala, possiamo dire un'invenzione avvenuta pochi anni prima, l'aereo. Nella Grande Guerra debutta l'aviazione militare, proprio muove i suoi primi passi. Sì, esatto. Negli anni precedenti al primo conflitto mondiale c'erano già stati degli esperimenti con l'aviazione. Ad esempio l'Italia, nella guerra italo-turca, aveva già utilizzato l'aviazione, però a scopi diciamo di osservazione, non di attacco. Ed effettivamente questo valse anche per i primi anni di guerra. Si usava l'aviazione come supporto all'artiglieria per fornire informazioni precise sui dettagli. Infatti gli aviatori e gli osservatori proprio che salivano sugli aerei erano dotati di macchine fotografiche per scattare fotografie delle linee nemiche, oppure le macchine venivano attaccate sotto la carlinga dell'aereo in modo da poter riprendere verticalmente lo sviluppo delle linee difensive nemiche. Appunto per fornire un supporto all'artiglieria. Solo successivamente si pensò di utilizzare gli aerei come mezzo di bombardamento o anche per intraprendere duelli aerei con gli osservatori nemici. Il Museo della Battaglia conserva numerosi reperti legati all'aviazione, numerose parti di aerei, sia italiani che austro-ungarici, e una particolarità è la placca dello Spad 13 del maggiore Baracca, la placca a cui si agganciavano le cinture di sicurezza del pilota, che venne recuperata sul Montello all'indomani della sua caduta nel giugno del 1918. Sì, perché poi questo è il periodo degli assi dell'aviazione. Appunto abbiamo citato Francesco Baracca, ce n'erano molti altri, con questi combattimenti che forse, appunto, a differenza delle atrocità della trincea, conservavano ancora un loro codice cavalleresco in qualche modo, no? Del resto anche, appunto, i protagonisti erano spesso nobili, ufficiali, ovviamente piloti. Insomma, l'aviazione era un'arma d'élite in tutti i sensi. Sì, esatto. C'era ancora
una concezione proprio di duello ottocentesco quando si parlava di aviazione, lo scontro tra due eroi dell'aria. Infatti, quando un pilota veniva abbattuto, gli avversari tributavano gli onori militari al momento della sepoltura, proprio per rendere onore al coraggio, alle imprese eroiche proprio di questi aviatori. Accompagnati poi anche da una grande fama, appunto, come i cavalieri veri e propri. Il museo della battaglia naturalmente conserva parecchi reperti, soprattutto anche riguardo alle armi, da quelle più comuni ad alcune molto curiose, molto particolari. Sì, esatto, al Museo della Battaglia è presente un oggetto particolare, una valvola del meccanismo lanciasiluri di un sommergibile austro-ungarico, l'U-20, affondato a largo di Caorle. I sommergibili sono un'altra delle innovazioni, dei grandi sviluppi, direi, della Grande Guerra, in particolare grazie alla Germania. La Germania è stata un po' il pioniere sempre di questi sviluppi. E fin dal 1915 la Germania infatti inizia una guerra sottomarina indiscriminata, che verrà poi dichiarata ufficialmente solo nel 17, ma già dai primissimi mesi di guerra comincia ad affondare anche le navi civili che tentano di raggiungere la Francia, la Gran Bretagna. E in particolare è famoso l'episodio dell'affondamento del transatlantico Lusitania, che trasportava appunto civili, tra i quali 123 americani, e questo fu proprio l'episodio che diede il via alla discussione negli Stati Uniti riguardo alla guerra, se entrare, con quali modalità, eccetera. Sì, perché noi quando ci riferiamo alla Grande Guerra pensiamo sempre appunto agli scontri via terra, o forse, come abbiamo parlato, accennato poco fa, ai duelli aerei, ma ci fu anche una guerra per mare e alle volte sotto il mare, e alcune testimonianze si trovano anche proprio al Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. Grazie intanto a Marta Covre per averci parlato delle tecniche di combattimento della Prima Guerra Mondiale. Grazie a voi. E grazie a tutti voi anche da parte mia per averci seguito fin qui. L'appuntamento è con la prossima puntata del nostro ciclo dedicato al polo museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto. Dopo il 1866 iniziò la diaspora della gente veneta verso i continenti d'oltreoceano. Ma chi e cosa cagionò la fuga dalla terra tanto amata? L'unitarismo italico si rivelò il paradiso del burocrate di Stato, a discapito della gente comune. Scrissero sull'Arena di Verona: il governo italiano, a confronto dell'Austria, ha 3 volte tanto di regolamenti, 3 volte tanto di personale di pubblica sicurezza, di carabinieri. C'è anche una dichiarazione di Rustov, Wilhelm Rustov, che era un prussiano, però aveva indossato la camicia rossa con Garibaldi. E quando gli hanno chiesto un commento su Custoza, dà una spiegazione che in qualche modo interessa anche l'Italia. La dichiarazione è precisamente questa: l'amministrazione non è il forte dell'esercito e non è il forte dell'Italia. Enorme, lui sottolinea, è il numero delle persone assunte, ma la quantità non si traduce in efficienza. Ora, questo 1866 chissà se vale anche oggi.
In Italia, nota ancora Rustov, è gigantesca la quantità di persone che desiderano campare a spese dello Stato, ma senza restituirgli i servigi per cui percepiscono uno stipendio. L'amministrazione militare e sociale cade facilmente nella confusione e nel disordine. Cambiato qualcosa? Iniziò il calvario della gente veneta, segnato da un'esorbitante pressione fiscale, lunghissimi servizi militari obbligatori, fame, miseria, disperazione. Sotto il nuovo Stato italiano la tassazione divenne molto, ma molto più pesante nel Veneto da come era precedentemente. Altre semplici ragioni pratiche per avvalorare il tutto. Quando l'Italia divenne un paese unito, il governo fece fronte a consistenti spese per cercare di costruire nuove infrastrutture, come ad esempio le ferrovie per unire le diverse parti d'Italia. Inoltre, spese moltissimo per le armi e la flotta e spese enormi somme di denaro per reprimere coloro che ancora resistevano all'unità in questa parte d'Italia. La guerra del 1866 fu estremamente costosa. Quindi, quando il territorio veneto divenne parte del nuovo Stato italiano, divenne parte in realtà di uno Stato in bancarotta. Subito dopo l'annessione, ecco il manifestarsi di episodi di dissenso nei confronti del nuovo regime, che comporta una grave crisi sociale dovuto all'inizio subito di un fortissimo aumento della tassazione, dello spirito anticattolico che il nuovo governo mette subito in campo, tanto è vero che avviene questo fenomeno, duplice fenomeno. Da un lato la popolazione veronese diserta, non partecipa assolutamente alle più importanti feste, diciamo così, che il nuovo Stato introduce, come quella del 2 giugno, che è la festa dello Statuto Albertino. A Verona e nei paesi dove viene celebrata la festa viene completamente disertata dalla popolazione, e dall'altro lato per reazione invece si partecipa in massa alle processioni cattoliche che caratterizzavano la vita, diciamo così, cultuale dei cittadini. Ad esempio la più importante è quella del Corpus Domini. La reazione da parte dei sabaudi è nel cercare di limitare il più possibile queste processioni, che ovviamente comprendono essere motivo di dissenso, addirittura sopprimendone alcune, sfruttando anche i pretesti più così inventivi come quello della diffusione del colera, per impedire la diffusione del colera, o addirittura sopprimendole d'ufficio, come una delle più importanti a Verona, che era la processione dedicata al copatrono San Pietro Martire. I fatti sono documentati da Federico Buzzini nella Battaglia del Corpus Domini. È il 20 giugno 1867, quando i borghesi di fede liberale, ex garibaldini e gruppi di massoni, tentano di bloccare la processione religiosa di Verona e poi l'assaltano, mentre prefetto, questore e carabinieri sono conniventi e restano inerti a guardare. Sono organizzate spedizioni punitive contro i fedeli, una carrozza a cavalli cerca di travolgere il corteo, l'ufficiante è scaraventato a terra, si spara sulla folla, lasciando sul terreno parecchi morti e feriti, mentre altri facinorosi rovesciano da alcune finestre acqua e pece bollente. Si scatena la guerriglia urbana, i fedeli, in gran parte contadini veneti e cattolici, malmenano gli aggressori con le aste processionali. Per tutto il 1867 la campagna veronese è contraddistinta da una serie di insorgenze nei confronti, diciamo così, della nuova elite filosabauda. Quasi tutti i paesi più importanti del centro, della bassa pianura, Terrazzo, San Giovanni Lupatotto, Cerea, sono contraddistinte da questi atturpamenti di contadini, i quali vogliono, spesso al grido di viva l'Austria, viva la religione, abbasso i luterani, vogliono in qualche modo recuperare, diciamo così, una situazione che ormai però purtroppo è perduta. Gli austriaci dimostrarono di possedere un forte senso di buon governo, di diritti individuali, e cercarono di nutrire l'economia a beneficio della popolazione. L'idea di uno Stato veneto trattato alla stregua di una mucca da mungere per essere intensamente sfruttata è un'idea completamente sbagliata, cioè vero per Napoleone, ma non lo può essere per quanto concerne gli Asburgo. Non era il metodo utilizzato dagli austriaci, non tenevano questo comportamento in nessuna parte del loro impero. Nel periodo post-unitario, il nostro contado compone varie filastrocche che denigravano l'Italia, l'occupante italiano e i Savoia. Cossamarco comandava
se disnava e se senava. Coe cara libertà, sa disnà, no sa senà. Coe casa de Lorena, no se disna e no se sena. Viva a casa de Savoia, che ne fa patir na fame troia. Si diffuse l'endemico morbo della pellagra, un male che affliggeva la pianura padano-veneta con un'intensità mai vista. Questo flagello dei poveri pareva un contagio, ma era solo l'esito della denutrizione e della scarsità di igiene e cura personale, esiti del tracollo